Questo voto si dimostra per quello che è, abbiamo sempre detto che il voto europeo non dà nessuna indicazione di un trend. Prova ne sia che in molti comuni questo voto che premiava la sinistra, poi quando si va a vedere lo spoglio elettorale si vede che il cittadino passa da una scheda dove vota magari il PD e passa nell'altra dove sceglie il candidato che so della Lega. Nessuna rivoluzione rossa in Veneto, secondo il governatore Luca Zaia, che dissente dal trionfalismo di molti esponenti locali del centro-sinistra, secondo cui i tempi sarebbero maturi per un passaggio di consegne anche a Palazzo Balbi. Tra questi l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, secondo cui il PD sarà talmente forte alle regionali del prossimo anno da poter candidare anche il cavallo di Caligola. E è un'affermazione importante di una persona autorevole della sinistra. Ha già provato una volta a fare il Presidente della Regione, i veneti non l'hanno scelto. Potrebbe riprovare questa volta, visto considerato che è scontato vincere. La verità, sorride Zaia, è che le dinamiche di queste europee non hanno nulla a che vedere con quelle delle regionali che si svolgeranno tra un anno in un clima politico che non è detto sarà simile all'attuale. Oggi parliamo di europee, parliamo di trend sicuramente che vengono fuori anche da delle leadership importanti a livello nazionale. Avere un Presidente del Consiglio che è in carica da un paio di mesi, che fa una campagna come quella che è stata fatta partendo dagli 80 euro in busta paga, dicendo ai cittadini che si pagherà il 7,40 con un SMS e altre diavolerie del genere, io dico bene, ha preso i voti e quindi oggi non ci sono più scuse.